Inizia con una vittoria il campionato del Palermo Futsal Club, risultato di 2-5 contro il No Camp Capaci. Siamo qui con il tecnico mister Natale Gentile, le chiediamo subito un giudizio sulla prestazione. Sono molto contento a iniziare dal risultato, soprattutto molto contento per il primo tempo che abbiamo disputato, perché avevamo preparato la partita in un determinato modo e i ragazzi, devo dire, sono stati esemplari. Infatti nel primo tempo siamo andati sul 4-0 giocando veramente un buon calcio a 5, secondo me anche degli schemi, delle cose provate sui calcio d'angolo, quindi molto contento. Ci aspettavamo giustamente, come è stato, il ritorno del Capaci, che è sempre un'ottima squadra, poi sono per me dei grandi amici, mi ci sono legato particolarmente a questi ragazzi. Giustamente c'è stato il ritorno, nel secondo tempo hanno un pochettino più dominato loro, siamo andati sul 4-2. Ma là siamo stati bravi a non avere paura, a continuare a giocare fino a quando poi alla fine è arrivato il 5-2, che secondo me è un risultato giusto. Un primo tempo perfetto, poi nel secondo tempo però è successo qualcosa, forse un po' di stanchezza o magari un po' di sufficienza? No, penso che sia più il fatto che giustamente ci sono anche gli avversari che dovevano recuperare 4 gol, quindi sono entrati con quel piglio in più rispetto a noi, e noi forse anche il fatto complice che eravamo 4 gol sopra ci siamo un attimino rilassati, però più che dei meriti nostri secondo me sono stati i meriti del Capaci. Oggi invece un esordio di un giocatore classe 2005, Danilo Lario, come giudica la sua prestazione? Danilo è un ragazzo su cui io sono pronto a scommettere, sono sicuro che calpesterà palcoscenici importanti di questo sport. Oggi non ho neanche guardato la carta d'identità, non mi interessava, si è allenato bene, meritava di giocare, ha giocato, peccato perché c'è stato un momento che stava facendo pure gol, forse se lo sarebbe meritato, ma prima o poi arriverà, non ho dubbi. Adesso invece passiamo alla prossima partita contro il Futsal Emiri, una sfida però contro una squadra che non gioca per i punti, dunque è una fuori classifica. Come la imposterà in settimana? Allora, ovviamente massima concentrazione perché le partite sono tutte importanti, però sono quelle partite che appunto non essendo in classifica, non facendo classifica, mi daranno modo di vedere diciamo un pochettino tutti i giocatori, non soltanto quelli che hanno giocato di più oggi. È terminata con il risultato di 2-5 la sfida tra No Camp Capaci e Palermo Futsal Club, una vittoria, ma siamo qui con una new entry per la formazione ospite, Carmelo Punzina. Ti chiediamo subito com'è stato il tuo esordio dal tuo punto di vista e poi un commento sulla partita. Ma l'esordio è emozionante, è bello, ci prepariamo da un sacco di tempo per questa partita e finalmente siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo e centrandolo, perché abbiamo vinto 4-0. Dal punto di vista tecnico il mister l'ha preparata benissimo, abbiamo rischiato poco, qualcosina, ma penso che la vittoria sia strameritata. Come giudichi però il secondo tempo? Perché sul primo tempo chiuso con il risultato di 0-4, poi nel secondo tempo però il calcio di rigore sbagliato, poi 2 gol subiti, nel finale Lopez ha deciso di chiudere la partita con un gran gol, però qualcosa forse non ha funzionato. Ma non siamo riusciti a chiudere perché le occasioni le abbiamo avute e si sa, nel calcio se non fai gol lo prendi. C'è poco da fare, quindi ne abbiamo preso uno, abbiamo preso il secondo, abbiamo sbagliato prima il rigore, che insomma anche mentalmente non è stata una bella botta, però abbiamo retto, dico, alla fine eravamo sopra di 2 gol, quindi un buon margine e poi siamo riusciti, ecco, a chiuderla. Adesso invece passiamo alla prossima partita, match interno contro il Futsal Emilio, una squadra che però non prenderà parte al campionato per quanto riguarda chiaramente i punti, quindi le chiedo, ma come verrà impostata in settimana? Ma come le altre, dico, l'obiettivo è quello di tenere sempre la tensione alta, quindi non andiamo al campo, soprattutto giochiamo in casa per passeggiare, quindi faremo la nostra partita, faremo giocare anche qualche altro ragazzo, quindi normalissima settimana, ecco.